Con questo nuovo sentiero si apre una nuova prospettiva sul castello, un nuovo modo di viverlo. Conegliano ancora tante potenzialità inespresse su cui si può lavorare? Assolutamente sì, questo è sicuramente una delle prime iniziative fondamentali, ecco, per valorizzare il territorio. Conegliano che è uno scrigno di bellezze artistiche e culturali e naturali. Questo è un esempio di come si procederà nell'immediato, ma anche per chi poi verrà amministrerà la città. Questo è un progetto che unisce natura e cultura e storia per il castello di Conegliano. Ecco, un nuovo modo di proporre e di ampliare le possibilità delle colline dell'UNESCO passa proprio per questo, da un loro studio e da una loro valorizzazione. Beh sì, assolutamente, e direi che oggi qui nella città di Conegliano iniziamo a fare i primi passi verso quello che è un progetto molto più ampio con 40 sentieri che attraverseranno in realtà tutti i comuni della core, della buffer e della commitment zone. Sicuramente è qualcosa su cui dobbiamo puntare, perché dopo un anno e mezzo difficile di pandemia ci troviamo anche nella necessità di dare ai turisti e ai cittadini la possibilità di godersi queste colline in assoluta sicurezza, tranquillità, potendo passeggiare anche con lentezza, quindi un turismo che sia un turismo in cui hai la possibilità di godere non soltanto del paesaggio, ma anche di quelle che sono le bellezze culturali e artistiche di cui le colline sono piene, per cui proprio un modo per valorizzare a 360 gradi queste zone meravigliose. Quella di oggi è la dimostrazione che il nostro territorio, se lavora bene su se stesso, può vendere la propria cultura, la propria natura in una maniera ancora più importante, vero? Questo è il futuro del nostro territorio, soprattutto è un punto di ripartenza e di rinascita dopo un anno veramente difficile, più di un anno molto difficile. Finalmente iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel e oggi è bello essere qui per inaugurare un percorso, perché questi percorsi sulle colline dell'UNESCO saranno veramente un qualcosa di fondamentale per promuovere la nostra terra, la bellezza del paesaggio, la bellezza delle nostre colline e per far conoscere anche il nostro territorio a chi viene da fuori. Abbiamo davanti una grande sfida, che è quella proprio di far conoscere questo magnifico territorio al mondo intero, e sono sicuro che dopo l'esperienza anche di questa emergenza passata in questi mesi il nostro territorio rinascerà più forte e forgiato appunto da questa esperienza. Quindi veramente un bel momento oggi poter inaugurare questo percorso davanti anche a tanta gente. I vostri gruppi di volontari sono quelli che ci hanno messo le giornate, il sudore e il lavoro per portare a compimento questo progetto. Siete contenti di questo bel percorso che lasciate in eredità alla città? Sicuramente, perché è sempre l'orgoglio dei gruppi alpini lasciare qualcosa per il proprio paese e per il futuro dei nostri giovani. Io l'ultimo lavoro da capogruppo, perché da questa sera do delle missioni. Volevo finire il mandato, appena finito quello ho dato il sentiero qua. Era un mio orgoglio personale finire il sentiero. Lei ha combattuto molto per portare a compimento questo progetto anche quando sembrava che quasi non se ne facesse più nulla. Ecco, perché è importante oggi arrivare ad aprire questo sentiero e ci sono altre possibilità? Sì, è importante perché rappresenta il primo di una serie di passaggi che io spero potranno essere percorsi. Sono state dette anche oggi alcune cose da altri. I sentieri, diciamo, che in qualche maniera circondano queste colline possono essere riscoperti, aperti e resi fruibili da tutti, dalla popolazione e da chi viene a visitare questa nostra città e queste nostre splendide colline.